come al solito soffriamo, però sì, primo tempo abbiamo fatto una grandissima prestazione, forse meritavamo qualcosina in più, però poi al secondo tempo escono anche i valori dell'avversario, perché non è una squadra da sottovalutare, secondo me ha ottimi giocatori, che non lo dico io ma lo dicono la loro storia, quindi sì, importante comunque che abbiamo portato a casa i 3 punti. Questa è la nostra forza, il gruppo è la nostra forza, siamo ragazzi umili, che lavoriamo, ma lavoriamo anche fuori dal campo, perché stiamo sempre insieme, ci vogliamo bene, non c'è mai una nota fuori dallo spartito, quindi dobbiamo fare leva su questa nostra forza, sulla nostra fratellanza.